Come già annunciato qualche giorno fa, è iniziato lo sciopero dell'editore di Teleiato Pino Maniace per la libertà di stampa e contro le scelte del Ministero dello Sviluppo Economico di tagliare le frequenze e fare fuori tante emittenti storiche locali, al fine di calmierare i prezzi che la RAI sta facendo in Sicilia per poter trasmettere localmente. Tanti gli editori siciliani presenti a Roma davanti al Ministero dello Sviluppo Economico nella speranza che si possa arrivare a una conclusione che non dia alla fine a emittenti che da oltre 40 anni fanno il loro lavoro informativo sul territorio siciliano. C'è il rischio di rimanere spenti e ovviamente non credo che la Costituzione italiana, che è fondata sul lavoro, deve far perdere il lavoro a centinaia di operatori, non solo, e a far chiudere televisioni storiche che raccontano la nostra terra da ben 40 anni. Quindi siamo qui all'Agcom per chiedere a chi di competenza e soprattutto alla politica di ripristinare quella che è la legalità perduta, a mio parere, perché di questo poi si tratta. Credo che la battaglia portata avanti da questi editori avrà i suoi risultati e porteremo a casa sicuramente qualcosa di buono. Non si può spegnere la libertà di informazione, perché alla fine pagano solo quelle piccole realtà presenti nel territorio che raccontano la vita di ogni giorno, e non è possibile. Un meccanismo contorto che ha portato all'esclusione di molte televisioni, altre che sono riuscite ad entrare nella graduatoria però sono strozzate da una condizione balorda. Noi siamo qui per chiedere alla politica 3 cose ben precise. La prima è di rimandare quello che è lo switch off da giugno, quantomeno a dicembre, per discutere le modalità di come poter accontentare tutti. La seconda è quella ovviamente di chiedere alte frequenze per poter rientrare tutti all'interno diciamo di questo nuovo MUX, chiamiamolo così. E la terza è quella che ci sono costi esorbitanti, cioè pensate che il primo livello, trasmettere a livello regionale con la RAI, si parla di oltre 100.000 euro l'anno, che poi con i costi della DSL per portare il segnale a Roma, perché a Roma poi si deve portare, parliamo di circa 120.000 euro l'anno. Sono dei costi esorbitanti, quindi parleremo di abbattere i costi, di allontanare lo switch off e di avere più spazi. C'è una discriminante effettiva, palpabile, dove naturalmente con l'avvento del nuovo digitale terrestre 2 l'hanno vinta le maggiori, cioè le televisioni che hanno maggiore consistenza nell'ambito regionale. In pratica sostanzialmente si è uccisa la democrazia, non c'è più la pluralità di informazione che nell'ambito locale ha una valenza non indifferente. Noi basta ricordare, no, i vari consigli comunali, basta ricordare le esigenze dei cittadini che ci chiamano per le loro aspettative nei confronti delle istituzioni locali. Pensiamo alle numerose problematiche legate appunto al territorio, soprattutto anche allo sport, che naturalmente ha bisogno di una vetrina nell'ambito locale. Tutto questo è stato vanificato da una legge, secondo me, bizzarra, che non lascia spazio alle emittenti locali. Bene, la politica deve ripensarci attentamente agli errori, agli sbagli che ha fatto, che ha commesso, e riponga subito sul tavolo le aspettative che gli emittenti locali devono avere, che gli toccano di diritto, perché naturalmente noi parliamo 40 anni di attività, oltre 40 anni di attività sul territorio, che naturalmente la gente ci riconosce e che naturalmente ad un tratto si spegne una luce. Ecco, il territorio è senza più luce di informazione, quindi questo è una grave veramente handicap nei confronti del territorio. Le province di Catania e Siracusa, insieme a pochissime province di altre parti d'Italia, Taranto e Bari per esempio, restano fuori
dalla possibilità per le televisioni di avere la televisione provinciale, cioè solo per la provincia di Catania, così come può essere la televisione che io rappresento o comunque come tante televisioni che sono poi la voce del territorio. Non interessa assolutamente andare a gridare fuori dal territorio i nostri problemi, interessa poter avere delle televisioni così come sono state le cosiddette televisioni libere, che adesso libere più non sono. Poi c'è anche un problema di carattere economico impressionante, perché oggi una televisione provinciale per poter continuare a lavorare deve essere fortunata ad avere una capacità trasmissiva a livello regionale, ma con un costo esorbitante, circa 100.000 euro all'anno, che è impossibile per televisioni di piccolo livello. E allora si sta giocando sulla vita delle televisioni, ma anche sulla vita e il lavoro di tante persone che vi lavorano. Ci sono giornalisti, tecnici che ogni giorno lavorano per portare notizie a casa delle persone, per essere vicini sempre alle realtà locali. Allora noi siamo qui per difendere queste realtà.